Iniziata dunque l'avventura in Coppa Italia della Don Carlo Misilmeri, uscita ai calci di rigore contro il San Giorgio Piana dopo 90 minuti di fuoco, anche oggi come la scorsa settimana. Mister, che gara è stata? Loro hanno trovato questa bella giocata, penso a pochi minuti, a 7-8 minuti alla fine del primo tempo. Sono stati bravi, hanno tenuto il campo anche nella seconda parte, anche se noi abbiamo avuto qualcosa di più forse nella seconda parte. E poi sappiamo che i calci di rigore sono una lotteria. Basta sbagliarne uno, gli altri li indovinano. Rischi pure di... però va bene, ok. Dire non ci tenevo la Coppa Italia, direi che sono bugiardo, perché mi piace anche tutte le competizioni che si giocano di vincerle. Però abbiamo trovato una squadra che non ha mai mollato, ha fatto gol, eravamo perfetta parità visto che noi avevamo vinto il 2-1 e poi i calci di rigore sappiamo che sono una lotteria e come tale chi sbaglia poi paga. Guardandola distinta si vede sempre tantissimi giocatori molto giovani, praticamente quasi tutti under in panchina. Quanto devono crescere per arrivare al livello, dare fastidio anche un po' agli over e quindi rubare il posto? Sicuramente per quelli che abbiamo noi in panchina sono la maggior parte tutti 2008, per cui sono ragazzi che vengono dagli allievi, per cui poca esperienza, però ti dico che giorno dopo giorno lavorano. Poi come sappiamo nei vari settori giovanili c'è chi quando passano in prima squadra, sappiamo la criticità dei giovani quando passano in prima squadra, c'è chi matura un po' prima e che ha bisogno magari anche di 3-4 mesi, 5 mesi, anche tutta la stagione. Loro non sono nemmeno under, sono sottoetà, perché giocano in 2006-2007, noi abbiamo tanti del 2008 e un paio di 2-3 del 2007 che sono Acquaviva, Mineo che ha fatto una grandissima partita, per me è stato forse tra i migliori in campo oggi, un ragazzo che lavora bene anche durante la settimana, lo stesso Acquaviva che domenica scorsa aveva fatto una grande partita, lo stesso Prestia che anche se non è della partita è un altro ragazzino 2007, poi tutti gli altri sono tutti 2008 e sappiamo che devono crescere. Ci vuole molta pazienza. Mister, lei mi ha rubato un po' la domanda perché volevamo parlare appunto di Mineo, che abbiamo anche intervistato sempre qui su Sportisili. Una prestazione ottima, un secondo tempo soprattutto in crescendo, primo tempo invece forse un po' in appannamento, poi si è un po' migliorato in partita anche prendendo il ritmo. Che gara è stata? Io dico che un ragazzino o un giocatore della squadra gioca bene se la squadra gioca bene. Ma noi a tratti abbiamo giocato bene, a tratti abbiamo fatto le cose che non mi sono piaciute, soprattutto al primo tempo, perché ci siamo abbassati troppo e tu sai che a me non piace stare lì rintanati nella nostra metacampo, ma mi piace giocare molto più nell'uno contro uno. Però, ripeto, Mineo nel secondo tempo è uscito bene, forse benissimo, userei anche il superlativo, ha fatto un secondo tempo anche se nel finale l'ho tirato fuori perché era stanchissimo, tante volte magari rischi pure di farsi male, anche se lui nella sostituzione mi aveva detto che stava ancora bene, che non voleva uscire, però ho tirato dentro anche Leo che è anche un rigorista e visto che mancavano pochi minuti perché la sostituzione è stata fatta a 4 minuti alla fine credo, più il recupero, mi serviva un ulteriore rigorista e ho messo Leo Acquaviva dentro per eventuale rigorista in più che potevo mettere nel finale. Adesso invece dimentichiamo la Coppa Italia perché ritorna finalmente il campionato, prima in casa contro il Partinico Audace, una formazione che è cambiata decisamente in positivo rispetto allo scorso anno. Sarà una gara molto complicata perché gli acquisti sono veramente di livello. No, è una squadra che anche se non ha dichiarato che vuole vincere, ma per gli acquisti e per il mercato che ha fatto è una di quelle insieme a Licata, al Camarat e tante altre società, lo stesso Bagheria della fusione Casteldaccia, per cui 90-011 sono errato, sono di quelle formazioni che, oltre a Licata naturalmente, sono di quelle formazioni che hanno dichiarato, tra virgolette,
è il mercato che hanno fatto, che vogliono arrivare più in alto possibile, addirittura vincere il campionato. Sappiamo di trovare una squadra con un allenatore che non è di questa categoria, che Andrea pensa bene, che conosco abbastanza bene, scusa il gioco di parole, e che sicuramente verranno a vendere cara la pelle alla prima giornata. Se guardiamo il nostro calendario abbiamo la prima Partinico Dacia, la seconda andiamo in un campo difficilissimo come l'Accademia Trapani, la terza giornata è il Licata, la quarta si va a San Vito e la quinta è il Marsala, se non ricordo male. Perciò sono tutti, anzi ho visto un'altra squadra che vuole vincere il campionato che avevo dimenticato, era il Marsala. Ripeto, noi dobbiamo crescere tanto perché siamo una squadra, come hai detto tu, di tanti giovani, ma soprattutto una squadra tutta nuova, levandoci 2 pedine dello scorso anno. Per cui ancora dobbiamo lavorare negli automatismi, dobbiamo lavorare nel cercare di, quando si incontrano anche queste squadre che sono rognose, di avere la pazienza di trovare la giocata giusta al momento giusto. Dobbiamo crescere, siamo qui, il tempo c'è, lavoriamo da 1 mese e mezzo a questa parte, forse 1 mese e pochi giorni, e dobbiamo continuare perché è una cosa che io conosco, è un vocabolo solo: lavoro, 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 lavoro. Siamo qui con Alessio Mineo, uno dei protagonisti in campo. Che gara è stata? È stata una gara molto combattuta fino al 90esimo, poi San Giorgio Piana la svolta dai rigori, noi abbiamo fatto una grande partita, cerchiamo di lavorare sempre anche dopo questa sconfitta come facciamo in allenamento, sempre con fame. Nonostante la sconfitta, uno dei migliori in campo sei stato appunto tu, hai corso tantissimo, forse un po' meglio nel secondo che nel primo tempo. Cosa è successo? Magari all'intervallo forse hai fatto uno switch, cosa è successo? Sì, ho dato un cambio di mentalità, sono entrato con più fame in campo come mi ha sempre insegnato il mister, e ho lottato tutti i palloni come sempre devo fare per raggiungere i traguardi che sogno. Adesso invece parliamo del campionato, perché posata un po' la coppa si ritorna in campionato, prima contro il Partinico Dace, che è una formazione molto esperta e anche con tanta qualità. Come la pensi questa partita e come soprattutto lavorerai in settimana per prepararti? In settimana ovviamente lavoreremo come abbiamo fatto dall'inizio di preparazione, sempre sul pezzo, lavorando sempre. Questa partita me l'aspetto molto combattuta come tutte le altre, noi ci metteremo del meglio per appunto vincere tutte le partite del campionato come questa prima contro il Partinico Dace.